Buongiorno a tutte e a tutti. L'incontro odierno si inserisce nella più ampia campagna sulla legalità che la CGIL sta sviluppando sia a livello nazionale sia a livello territoriale. Ringrazio tutti voi della partecipazione e ringrazio il professor Antonio Parbonetti, docente di economia all'Università di Padova, che ha accettato l'invito dello SPI Veneto e provinciale e che oggi ci presenta la sua ricerca. La presenza delle organizzazioni criminali nel centro-nord Italia, il caso Veneto. Il mio pensiero però, lasciatemelo fare pur velocemente, va alla situazione dell'est europeo e alle tragiche sofferenze che quelle popolazioni stanno attraversando per colpa di una logica oramai fuori dalla storia, risolvere con la guerra quello che non si riesce a compiere con la diplomazia. Il rischio di un conflitto mondiale è dietro l'angolo e se c'è chi può fermare questo antistorico conflitto ancora tentenna, il rischio si potrebbe trasformare in una reale possibilità. Scusatemi l'ossimoro. Quello che desideriamo fare oggi, per continuare a trasmetterlo nei giorni a venire, è un'azione educativa importante per rafforzare la consapevolezza nelle persone e nella società tutta che l'illegalità è il nemico principale della convivenza civile e democratica. Da qui ne consegue, secondo me, che non solo è utile, ma è diventato necessario rivedere subito i percorsi educativi e formativi che lo Stato offre nella scuola e non solo. I giovani devono essere attrezzati a riconoscere dove si annidano i veri pericoli, i veri nemici di un progresso civile ed economico rispettoso dei diritti di cittadinanza e dei diritti ambientali. Quella che un tempo veniva definita la coscienza critica stenta ad affermarsi, anzi è fagocitata dal pensiero unico imperante, profitto a tutti i costi. Qui si inserisce, secondo me, l'importante ricerca che il professor Parbonetti ci illustrerà. Ci sono strumenti normativi nuovi che potrebbero essere un valido contrasto alle infiltrazioni, che attendono però di essere approvati. Ci sono comportamenti individuali e collettivi da mettere in campo. Il colonnello Paolo Storoni della DIA del Nord-Est e Alessandro Naccarato dell'Osservatorio regionale per il contrasto alla criminalità ne hanno fatto cenno venerdì scorso qui, proprio in questa sede, in questa sala. Le interdittive vanno estese anche ai settori privati, non solo nei settori pubblici. Le relazioni informali di cui parlava il colonnello Storoni, le relazioni che, come posso dire, non si legano alle formalità dell'apparato burocratico. Ecco, queste relazioni informali, da parte nostra anche, da parte dei rappresentanti di interessi, penso al sindacato, ma non solo ovviamente, sono un altro strumento importante che dovremmo utilizzare. La mia mente va, proprio per parlare di cose pratiche, alla crisi che abbiamo vissuto nel 2008, 2009, 2014, anche qui a Treviso, nel manifatturiero e nella contrattazione che il sindacato ha fatto in quelle aziende in crisi. Abbiamo vissuto sulla nostra pelle, ho vissuto io personalmente, almeno 3 esempi di queste infiltrazioni. Per mia fortuna e per fortuna di altri compagni di categorie di attivi di Treviso, abbiamo utilizzato queste relazioni anche informali per poter frenare, non completamente, queste infiltrazioni che ormai è quotidiano leggere nei nostri giornali
quello che sta accadendo, specialmente nelle aziende che hanno bisogno di soldi freschi. Il sindacato dei pensionati della CGIL è da anni in prima linea con Libera nell'organizzazione e nella partecipazione ai campi della legalità, che sono indubitabilmente preziosi strumenti anche culturali per far prendere coscienza alle nuove generazioni della pericolosità della criminalità organizzata nel tessuto produttivo e nella società italiana tutta. Io ho finito l'introduzione come sono abituato, spero di essere stato chiaro e sintetico, perciò do senz'altro la parola a lei, professor Barbonetti, per l'illustrazione della sua ricerca. Buonasera a tutte e a tutti. Io ringrazio innanzitutto per l'invito. È chiaramente un piacere essere qui. L'idea mia è presentarvi in modo sintetico, comprensibile anche un po' la ricerca che stiamo portando avanti in questo periodo. È chiaro e mi unisco anch'io alla considerazione del periodo particolare che stiamo affrontando. Pensavamo di aver finito il periodo dell'emergenza sanitaria e speravamo di poter recuperare una condizione di normalità. Invece stiamo entrando in una crisi internazionale cui il senso dell'umanità sta venendo meno con i bombardamenti che vediamo sui civili e sulle persone in generale. Quindi devo dire che è un periodo abbastanza particolare. Detto questo, il tema che ormai da un po' di anni affrontiamo con i miei colleghi a Padova è quello legato alla presenza di queste organizzazioni criminali in centro-nord e chiaramente anche nel Veneto. Io oggi vi presento un po' i risultati di questa ricerca e il primo elemento che volevo presentarvi era capire meglio e descrivere meglio anzitutto i soggetti, le organizzazioni, le caratteristiche che queste organizzazioni hanno, in modo tale da comprenderne la modalità con cui si presentano a noi. L'elemento che non ci deve mai sfuggire è che noi siamo davanti ad organizzazioni unitarie, vere e proprie organizzazioni unitarie, che gestiscono tutte le situazioni in modo coordinato, unitario, per cui la persona che apparentemente si può interfacciare in ambito economico, che è un professionista, che è un avvocato, che è un imprenditore, che è un manager, in realtà, anche se apparentemente non ha niente a che fare con le attività illegali, è strettamente connesso a quelle attività illegali e quindi bisogna, come dire, riuscire a dosare bene la modalità di relazione e rapporto. Qui quello che vi faccio vedere è la struttura organizzativa di una locale. L''ndrangheta in modo particolare ha delle unità organizzative che si chiamano locale. La locale, che è la sede. E qui questa locale ha 32 affiliati, come se fosse un piccolo stabilimento con 32 persone, di cui 7 hanno ruoli di responsabilità, 15 hanno un livello medio, diciamo, in questa scala gerarchica sono il management intermedio, i quadri, e 10 sono i partecipi. Quando guardiamo cosa fanno e come si distribuiscono le attività i vari soggetti, vediamo subito che nell'ambito dei 7 capi, i boss, diciamo, i dirigenti, c'è chiaramente il capo assoluto di questa locale, che quindi intrattiene tutti i rapporti, fa esattamente quello che farebbe un direttore generale. Ma poi gli altri 6, 3 si occupano in modo specifico di attività illecite, che noi riconosciamo immediatamente come illecite, trafficano droga, prevalentemente droga, ma possono fare anche armi, possono fare anche altre attività. E 3 però si occupano di attività che noi non classifichiamo come illecite, perché la loro attività ordinaria è fare il professionista, l'imprenditore, il dirigente. Però al di là di quello che noi vediamo, il manager, il professionista, il dirigente, l'imprenditore, ma in realtà è uno di quei soggetti che gestisce, insieme agli altri che specificamente si indirizzano verso attività illecite, quella unità operativa che appunto per l''ndrangheta si chiama locale.
questa struttura organizzativa in realtà voi la ritrovate a livello di capi, quindi i dirigenti, ma la trovate allo stesso modo a livello di quadri, per cui nell'ambito dei quadri ci sono alcuni soggetti che sono direttamente coinvolti in ambito economico, quindi la loro attività apparente è un'attività economica in senso ampio, poi avete i 6 che si occupano di droga e 5 che si occupano di estorsione. Per noi è facile riconoscere i 6 e i 5 come soggetti criminali, perché la loro attività è fare cose che noi reputiamo illecite. Ma gli altri 4 si presentano a noi come professionisti, dirigenti, amministratori, manager, quello che volete voi, ma in realtà sono sodali e codecidono l'attività illecita che complessivamente porta avanti questa locale. Quindi l'unità organizzativa che noi non vediamo, perché noi vediamo i soggetti come indipendenti, vediamo 15 persone, non conosciamo neanche il legame che c'è tra di loro, riconosciamo 10 come criminali, non riconosciamo perché non sappiamo, non vediamo il legame che esiste tra i 10 che fanno attività illecita e i 5 che fanno un'attività apparentemente lecita. Lo stesso meccanismo poi lo ritrovate anche a livello dei partecipi, quindi fondamentalmente questa struttura organizzativa in cui si dividono ciò che è illecito da ciò che apparentemente non lo deve essere, e dico apparentemente perché in realtà è la stessa organizzazione, questa distinzione è abbastanza chiara nelle persone, nei ruoli, nei compiti. E quello che abbiamo provato a fare è, guardate che questa distinzione chiara si riflette anche nelle caratteristiche che le aziende hanno. Per cui l'azienda che appartiene a quello che abbiamo chiamato capi hanno sostanzialmente poca liquidità, sono molto indebitate e non hanno una capacità di generare risorse, perché un indicatore che qui vi chiamo ROA, che è il Return on Assets, è sostanzialmente basso. Mentre abbiamo altre aziende in mano a questa categoria che abbiamo chiamato partecipi, che sono un po' più periferici rispetto alla struttura organizzativa, che in realtà hanno liquidità ma non hanno redditività. E lo stesso meccanismo si ritrova sugli agevolatori in cui c'è la liquidità ma non c'è la redditività. E quindi questa dimensione di struttura organizzativa coordinata in tutte le sue componenti, noi la ritroviamo nei ruoli che le persone rivestono e nelle aziende che amministrano. Il punto importante per noi è dobbiamo stare molto attenti perché quello che abbiamo davanti è una struttura organizzativa unitaria e i ruoli, le attività economiche che svolgono, la modalità con cui le aziende vengono gestite è coordinata, fa parte di un insieme coordinato, organizzato in modo unitario. Se noi riconosciamo questo elemento, allora riusciamo magari a intravedere i legami che esistono tra soggetti apparentemente sconnessi, che apparentemente non collaborano, ma che invece poi si può intuire hanno invece relazioni particolarmente profonde. E quindi il primo punto che noi dobbiamo fare quando ragioniamo di mafia, organizzazioni criminali di tipo mafioso, è sostanzialmente riconoscere che sono una struttura unitaria. E l'altro elemento che io metto sempre come premessa sono strutture unitarie che ci complicano la vita. Noi non ce le siamo cercate, perché non è che ce le siamo cercate, sono arrivate qui. Dobbiamo evitare di abbracciarle, mentre in alcuni casi la porta gliela teniamo aperta, non riconoscendo che ne abbiamo un danno. Perché tutte le volte che un'azienda legata alla mafia viene eliminata dal mercato perché c'è l'interdittiva antimafia, perché c'è un sequestro, perché c'è una confisca, perché c'è un intervento delle forze dell'ordine, in tutti quei casi le altre aziende che operano nello stesso comune e nello stesso settore fanno più investimenti, pagano meglio le persone, assumono e pagano di più le persone, pagano più tasse e hanno più risorse per fare investimenti ulteriori. È un costo sociale importante. Questo costo sociale imposto dalle mafie giustifica anche quelle misure che sono particolarmente severe, come può essere l'interdittiva antimafia, perché uno dei temi che c'è è
sulla base del sospetto io tocco l'iniziativa economica privata, che è tutelata costituzionalmente. Stiamo attenti, questo è un argomento che viene portato sempre avanti. Però la Costituzione anche tutela la libera iniziativa economica e queste organizzazioni alterano la libera iniziativa economica. Quindi è vero che c'è la libertà, ma non ci può essere una destabilizzazione complessiva del sistema economico nel suo complesso. Proprio perché hanno questi effetti c'è un buon motivo, anche costituzionalmente fondato, per attivare strumenti normativi che sono particolarmente severi. L'interdittiva antimafia è uno di questi, ma poi sequestra e confisca. Quindi ci costa, non li abbiamo cercati, sono arrivati qui, ma ne paghiamo un prezzo alto. La prima cosa importante è riconoscerle e cercare poi di avere tutti quanti comportamenti idonei al loro, come dire, al contrasto. Nel riconoscere cerchiamo di capire bene dove sono e cosa fanno. Questo è un aspetto importante. Con l'attività, col mio gruppo di ricerca, abbiamo ormai nel tempo iniziato a raccogliere dati che sono dati basati su sentenze o su ordinanze di custodia cautelare, quindi sono documenti ufficiali, e abbiamo individuato sostanzialmente 8.000 aziende. In realtà la ricerca va avanti, questo è un dato che risale a 2 mesi fa, ora siamo già oltre, però insomma cambia poi in modo marginale. Abbiamo recuperato 8.000 aziende sostanzialmente operative in tutto il centro-nord Italia e ci dicono che metà sono sostanzialmente al nord, una parte al centro, una parte al sud. Nel nord il Veneto gioca un ruolo importante, perché le 3 regioni del nord a più elevata presenza sono in realtà Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Certo, dove ci sono i soldi, questo è un elemento importante, questo attira, diciamo. Abbiamo poi, e qui vi presento, una serie di dati che ci fanno capire che ci troviamo davanti a un volume economico particolarmente significativo, nel senso che queste aziende coinvolte, stiamo parlando di 20 miliardi di investimenti legati a queste aziende al nord, stiamo parlando di 21 miliardi al centro, stiamo parlando di 9 miliardi al sud in termini di investimenti complessivi. Il totale di queste aziende ha investimenti per quasi 51 miliardi di euro, quindi non sono cifre marginali. Okay? Stiamo parlando di un flusso di ricavi che al nord è di 15 miliardi di euro, al centro è 9, al sud è 6. Quindi sono risorse importanti. Okay? Quindi non è un fenomeno marginale. Non ci troviamo davanti a piccole iniziative economiche che tutto sommato, pazienza, magari ci tornano comodo. No, ci fanno molto male e non sono marginali. L'altro elemento che è utile prendere in considerazione è che noi siamo orientati a guardare la numerosità delle aziende e non guardiamo invece altri aspetti che sono importanti, per cui, per fare un esempio, è vero che se noi guardiamo il box in alto a sinistra, quello numero delle aziende, le aziende sono metà al nord e l'altra metà al centro e al sud, ma se guardiamo la dimensione della liquidità, che è il box in basso a destra, in realtà sulla liquidità, buona parte della liquidità è concentrata nelle aziende del nord, una quota decisamente minoritaria e nelle aziende del centro e del sud. Però se guardiamo gli investimenti, vediamo subito che la regione, che il centro, in realtà ne ha una quota consistente, ben al di là del numero. Perché se voi mettete a confronto i 2 box in alto, quello a sinistra e quello a destra, vedete che la parte rossa, il centro, nel box in alto a sinistra è piccola. Se guardate il box in alto a destra, è grande. Qual è la differenza? Stiamo misurando in un caso la presenza considerando il numero di aziende, nell'altro caso stiamo considerando la presenza guardando gli investimenti realizzati. E quindi c'è una differenza che è particolarmente significativa. Questo, perché questo? Perché è quell'organizzazione complessa, unitaria, che mette le risorse nei luoghi dove interessa e li sposta con estrema facilità. Proviamo a fare un ulteriore passo avanti, cerchiamo di capire in che settori operano, dove operano queste aziende, cosa fanno, perché fino a qualche anno fa si diceva, beh, al nord non c'è, no, non ci sono.
Poi abbiamo detto, beh, al nord ci sono, però fanno movimento terra. Vabbè. Peraltro potenzialmente creando molti danni, però diciamo, sono limitati ad un ambito abbastanza ristretto. In realtà se noi guardiamo i settori in cui operano, in realtà guardando i settori in cui operano vediamo che c'è una quota consistente di manifatturiero, per cui l'11% delle aziende che abbiamo identificato in Veneto appartengono al manifatturiero, il 13% invece è in tutto il centro-nord, il 14% al sud. Guardate che il manifatturiero in Italia vale il 6,5% come settori produttivi, quindi il fatto di dire tra le aziende legate alla mafia ne trovo l'11 o il 13%, non stiamo dicendo poco, stiamo dicendo tantissimo. Certamente c'è la parte legata alla logistica, ai trasporti, all'alloggio, alla ristorazione, all'edilizia, però sottolineerei due ambiti che sono particolarmente importanti, che sono servizio acqua e rifiuti, che può avere molte conseguenze negative sulla vita di ognuno di noi, per cui a livello nazionale, quindi le aziende che fanno servizi acqua e rifiuti sono lo 0,2% di tutte le aziende operanti in Italia. Quando guardiamo quelle legate alle mafie, in realtà ne abbiamo il 3,7 al centro in Veneto, il 2,2 al centro-nord Italia e il 2,5 al sud. Quindi ci può sembrare poco, solo il 3,7% delle aziende individuate grazie alla ricerca opera nel settore dei servizi acqua e smaltimento rifiuti, però è il 3,7 tra quelle criminali, quando nella popolazione ce l'abbiamo lo 0,2, quindi è tantissimo, perché è 15 volte di più. Nell'edilizia è vero che è il 29, ma è 3 volte in più della media, quasi 4, 3 volte qualcosa della media nazionale, non 15 volte in più. Okay? Questa è una differenza importante. Questo dice dove operano, cosa fanno. È significativo anche il settore logistica e trasporti, no? Noi in Veneto è il 3,2, centro-nord Italia, però il 4,7% delle aziende legate alla criminalità organizzata opera nel settore logistica e trasporti. In Italia sono il 2,1%, quindi è 2 volte e mezza la media nazionale circa. Che caratteristiche hanno? Le aziende che abbiamo individuato non sono aziende piccole, perché la media degli investimenti sono quasi 3 milioni e 7, scusate, quando la media delle aziende nel centro-nord Italia è 6 e la media di quelle operanti in Italia è 4. Quindi fondamentalmente qui vediamo che insomma, c'è una differenza, non troviamo aziende micro, non piccolissime, troviamo aziende anche molto indebitate, per cui l'idea che queste aziende abbiano molta liquidità non è un'idea del tutto corretta. Quindi la sostanza dietro tutti questi numeri, insomma, che magari potrebbero essere spiegati in dettaglio, ma è questa: ci troviamo davanti a un fenomeno diffuso, che ci riguarda da vicino, opera in tutti i settori, non sono aziende marginali, sono aziende anche molto indebitate, creando una pesante distorsione. Perché se queste aziende legate alla criminalità sono molto indebitate, vuol dire che ci sono aziende sane che non hanno la stessa capacità di accedere al finanziamento, in parte bancario. Se guardiamo poi alcune caratteristiche per settore, allora qui lo sguardo diventa ancora più interessante. Perché io è vero che vi ho detto che se guardiamo il numero, dentro il servizio acqua e rifiuti abbiamo il 3,7% delle aziende, ma questo 3,7% delle aziende concentra il 40% dei ricavi e il 30% dei debiti. Mentre se guardiamo un settore, come può essere quello del commercio, è vero che c'è il 14% delle aziende, ma lì troviamo il 5 degli investimenti, il 9 dei ricavi, il 4 della liquidità e il 7 dei debiti. Quindi guardare solo il numero delle aziende non è necessariamente un buon indicatore, perché poi va seguita l'attività economica e va seguita dove si concentra quell'attività, anche in termini di ricchezza. E quindi vedete che ci sono dei settori che numericamente contano relativamente poche, ma in realtà quando guardiamo poi dove si concentrano le risorse in realtà hanno un impatto significativo. Attività manifatturiera sono l'11%,
concentra il 20% dei ricavi. In realtà, se uno prende manifatturiero e servizio acqua e rifiuti, è già arrivato al 60% dei ricavi complessivi. Come vedete, il ristorante, la pizzeria, il movimento terra sono gli aspetti che ci interessano di meno e che ci riguardano di meno. Questo è, diciamo, il punto essenziale e veramente importante. Qui poi abbiamo una serie di altre caratteristiche per settore, ovviamente questo qui è la comparazione al centro-nord Italia. Il centro-nord Italia è un caso interessante perché in realtà in alcuni ambiti noi troviamo aspetti particolari. Il servizio acqua e rifiuti si conferma uno di quelli da prendere con più attenzione nell'ambito dei settori di interesse. Però non mi soffermo su questo elemento così ampio. Se guardiamo invece a livello regionale, una comparazione, qui ci sono le principali regioni del nord Italia, del centro-nord Italia. L'Emilia Romagna ha il 26% delle aziende, il Veneto ne ha il 21%, quindi Lombardia ne ha il 18%, Lazio ne ha il 20%, quindi il Lazio al centro è la regione più significativa, però vediamo che è vero che abbiamo il 21% delle presenze delle aziende, abbiamo l'11% degli investimenti, i ricavi, eccetera, eccetera. Quindi diciamo la distribuzione delle risorse non è poi uniforme, quindi va fatto uno sguardo e va posta una particolare attenzione. L'elemento che mi sentirei di dire che in questa tabella credo sia ampiamente sottostimata è la situazione in Toscana, in cui tendenzialmente noi troviamo ad oggi, grazie a sentenze e operazioni di passato, un numero abbastanza ridotto, però diciamo che la Toscana necessiterebbe di grande attenzione perché di fatto diciamo, molte indagini fanno ritenere che ci sia un centro di interesse particolarmente significativo. Però al momento le indagini non ce lo confermano. Ecco, la Toscana, prima di passare a questo elemento legato alla pandemia, che ci può interessare un po' da vicino, è un elemento interessante per raccontare, per chiarire bene qual è la modalità operativa, no? Se qualcuno di voi si vuole divertire più tardi, stasera, e mette su Google indagine Cheu, il Cheu è di fatto il residuo dello smaltimento di ciò che avviene nelle varie concerie. Santa Croce sull'Arno è una delle più importanti, è uno dei distretti industriali della concia delle pelli più importanti che abbiamo in Italia. Vicino al distretto industriale della concia si posiziona una serie di aziende legate all''ndrangheta. Queste aziende sostanzialmente davano dei servizi a prezzi particolarmente ridotti, convenienti. Il distretto della concia in qualche modo si affida a queste aziende per gestire la parte terminale di quello che è lo smaltimento rifiuti. Il distretto della concia, d'accordo con le aziende che gli davano servizi a basso costo, convince la Regione Toscana, fa approvare dalla Regione Toscana una norma che derogava ad alcuni passaggi formali per lo smaltimento dei rifiuti. Vedete quant'è vicino il collegamento tra la politica e la criminalità, intermediato però, perché direttamente non si sono mai parlati, ma è il distretto della concia che si pone come soggetto, dice a me questo conviene, politica aiutami, ci sono 7.000 persone che lavorano, dammi una mano. Dammi una mano vuol dire che oggi quando uno fa la statale Empoli-Siena si trova il Cheu non smaltito correttamente, quindi ancora inquinante sotto la strada, e ci sono interi quartieri residenziali costruiti con questo materiale non correttamente smaltito. E la convenienza e l'apparenza di avere a che fare con un imprenditore che mi sta aiutando a risolvere un mio problema economico, che mi consente e mi abilita ad interagire a livelli anche particolarmente elevati, perché si tratta di una legge regionale, quindi non di una circolare fatta dall'ultimo funzionario con cui ho dimestichezza. Okay? Questo è un aspetto interessante per capire questa modalità. Non sono sicuro che ci fosse la piena consapevolezza di avere a che fare con un soggetto legato ad un'organizzazione criminale, perché la mia interfaccia è un imprenditore. Con l'imprenditore ci posso parlare. E non c'è niente di male parlare con un imprenditore. Mi sta aiutando a gestire le mie aziende.
e ad evitare 7.000 posti di lavoro e a tutelare 7.000 posti di lavoro. Quindi sono questi meccanismi in cui l'organizzazione riesce a far ottenere ad un'azienda particolare condizioni di vantaggio che abilitano il rapporto e lo rendono non sanzionabile sul piano sociale. Perché se ciascuno di voi vedesse un sindaco intrattenersi con uno che abitualmente spaccia droga, è finita. Ma se il sindaco parla col presidente di un'associazione culturale, qual è il problema? Il problema c'è quando si scopre che il presidente dell'associazione culturale è il boss di una locale di 'ndrangheta. Lì c'è un problema. Ma quanti di noi riescono a riconoscerlo nell'immediatezza questo legame e a sanzionarlo socialmente? Questo è il tema che abbiamo davanti, no? E questa è l'attenzione che dobbiamo avere. Poi è vero che si possono riconoscere, perché è evidente che se per smaltire i rifiuti costa X e c'è uno che me lo fa 20 volte meno di X, forse un problema me lo dovrei porre. No, mi devo porre il problema. Se per fare un'azienda ci vogliono degli anni, non ne posso fare 10 in pochissimo tempo e vanno tutte bene. Beh, insomma, certo, posso essere veramente... Però se in 3 anni ne metto su 10, sono tutte quante strabilianti, forse insomma, magari un'attenzione in più. Ci possiamo trovare davanti all'imprenditore migliore del mondo, quindi non va creata una cultura del sospetto, però insomma, almeno un'attenzione particolare, che poi aiuta a capire se quella situazione è effettivamente legata a strabilianti capacità imprenditoriali, che dobbiamo essere pronti a riconoscere, ad apprezzare, a valorizzare, perché hanno una ricaduta positiva su tutti, o se invece è una dimensione che viene artefatta da legami che all'apparenza non vediamo, ma che se ci guardiamo bene, magari qualcosina possiamo anche intravedere, come è stato detto, come è stato ricordato prima, no? Alla fine se uno guarda con attenzione qualcosa trova, vede, capisce, è il non essere distratti l'elemento fondamentale, è il non volersi girare dall'altra parte che diventa l'elemento importante. Cosa è successo durante la pandemia? Perché noi effettivamente la pandemia ce l'abbiamo ancora, diciamo, speravamo tutti di essercene liberati. E qui la prima analisi che abbiamo fatto è, abbiamo provato a prendere in considerazione l'analisi della relazione della DIA, quindi Direzione Distrettuale e la Direzione Investigativa Antimafia, chiaramente, che ci dice, che ci fa una mappa di dove operano le varie organizzazioni criminali in Italia e ci dicono le regioni e ci dicono le connessioni con le altre mafie. Perché noi non dobbiamo cadere neanche nell'errore di immaginare che le uniche mafie siano quelle italiane. No. Ne abbiamo diverse, non abbiamo il primato dell'unicità, per fortuna. Questo è un primato che non vogliamo, chiaramente. E allora, quello che viene fuori e che si evidenzia in modo chiaro, diciamo, è che noi ci troviamo che nella regione Veneto, fondamentalmente, abbiamo sicuramente una forte presenza dell''ndrangheta, sicuramente una forte presenza della camorra, sicuramente c'è anche Cosa Nostra, come voi vedete, sembra non essere una presenza significativa della Sacra Corona Unita, che è la mafia di origine pugliese, ma l'aspetto secondo me più importante è guardare il panorama delle connessioni, per cui l''ndrangheta operando in quelle regioni è connessa sostanzialmente a una serie di alla camorra, ma è connessa a una serie di mafie internazionali di particolare rilievo. Non ultima la mafia nigeriana, quella albanese, quella magrebina e quella asiatica. E le connessioni sono con una serie di paesi esteri, alcuni dei quali facilmente riconoscibili, perché uno si aspetta con facilità le connessioni con la Colombia, per esempio, per via della cocaina fondamentalmente, quella droga, con l'Ecuador, con il Venezuela, si aspetterebbe meno dei legami con la Germania, col Belgio, con l'Australia, con la Spagna. Il quadro che ne emerge qual è? Quello di organizzazioni criminali che al di fuori dei territori di origine sono prontissime a stringere rapporti e relazioni di collaborazione per ampliare il loro volume di attività, sia negli ambiti apparentemente direttamente illeciti,
la droga diventa un campo di collaborazione importante, sia in quelli che possono all'apparenza essere considerati come leciti. Questo è un elemento fondamentale ed è un aspetto che la relazione della DIA sull'anno 20 mette chiaramente in evidenza. Un'altra analisi che abbiamo fatto, sempre legato al periodo pandemico, abbiamo cercato di capire, con quello che si può fare, insomma, perché in assenza di indagini sono tutte quante stime, abbiamo provato a capire se effettivamente le mafie in questo periodo hanno approfittato, diciamo, di tutti quegli interventi straordinari messi in campo dal governo. Questo è un aspetto importante, no? I governi si sono preparati, in giro per l'Europa, tutti fondamentalmente, a favorire l'iniziativa, a sostenere l'economia con le formule più varie, perché appunto la pandemia ha portato a un problema economico importante. E noi abbiamo provato a capire, utilizzando una nostra metrica che abbiamo elaborato, costruito insieme ai colleghi a Padova, che ci consente di attribuire una probabilità di legame alle criminalità organizzate. Quindi ci siamo inventati sostanzialmente un indicatore che va da 0 a 1 e attribuisce una probabilità più o meno alta o più o meno bassa, come volete voi, di essere legati, quindi qualunque azienda, di vedere se è legata alla criminalità organizzata. E abbiamo preso in considerazione, perché c'è un database pubblico abbastanza facilmente utilizzabile, il tema delle garanzie. No? Uno dei primi interventi fatto a marzo 20 era quello di dire, c'è la garanzia dello Stato sull'indebitamento. Garanzia dello Stato che prima era limitata fino alle imprese che avevano una certa soglia dimensionale, poi è stata addirittura ampliata, quindi con imprese anche particolarmente grandi. È un sostegno all'economia, quindi tu azienda che hai una difficoltà ti puoi indebitare perché il tuo debito è garantito da me. Sono lo Stato italiano. Allora abbiamo provato a capire dove sono andate queste garanzie. No? Sono andate a chi? A imprese vere, produttive, che avevano bisogno di, o sono andate a queste organizzazioni criminali? Sarà interessante studiare poi il follow-up, ma l'abbiamo fatto e quindi voi trovate che le aziende italiane le abbiamo classificate secondo questi 6 livelli di rischio, quindi rischio molto alto, alto, medio, medio basso e basso. Ci siamo detti, nel periodo pre-Covid le garanzie a chi andavano? E durante il periodo Covid, il post-Covid vorremmo tutti, ma non siamo ancora. Infatti ho sbagliato anche la slide, non siamo nel periodo post-Covid, però questa è freudiano, diciamo, è la speranza di essere nel post, invece siamo dentro il periodo. Nel periodo Covid, dove sono andate? Allora, l'elemento che diventa interessante è questo. Se uno guarda la penultima colonna, a partire da destra, e anche l'ultima fondamentalmente, se uno guarda quelle colonne dice, guarda che proporzionalmente non è cambiato molto, cioè la percentuale di garanzie prima del Covid che andava alle aziende legate alla mafia e la percentuale di garanzie durante il Covid che è andato alle aziende legate alla mafia non è diverso percentualmente, ok? Siamo su percentuali che sono sostanzialmente allineate. Cos'è cambiato? È cambiato che il valore complessivo delle garanzie è passato da 29 miliardi a 106 miliardi. E quindi se proporzionalmente mi tengo il 10%, prima erano 2 miliardi, ora sono 11. Quindi l'analisi fondamentalmente ci mette in evidenza come durante il periodo pandemico una parte consistente degli aiuti è andata verso aziende legate alla criminalità organizzata. Questa è una stima, fondamentalmente ci dice il 10% degli aiuti, un po' di più, l'11% degli aiuti è andato ad aziende legate alla mafia. La percentuale di per sé non è molto più alta di quello che succedeva prima, ma avendo ampliato in modo significativo le risorse, è chiaro che c'è un trasferimento di ricchezza che è particolarmente significativo. Questo chiaramente è una misura. Se questa stessa percentuale la ribaltassimo su tutte le misure, potremmo avere una stima di quello che è successo in questo periodo. Quello che sta succedendo, perché in effetti sta ancora accadendo. Ovviamente questa è una valutazione fatta mediante questo indicatore,
Quindi non è una sentenza, non è un'indagine, non abbiamo, ma anche perché noi per mestiere, come io per mestiere faccio altro, però certamente aiuta a capire cosa sta capitando e quali sono le condizioni nelle quali ci siamo trovati e ci stiamo trovando. Un altro elemento fatto durante un'altra analisi che stiamo portando avanti è capire cosa è successo ai flussi finanziari. E l'analisi che stiamo conducendo ci aiuta a capire un po' come è avvenuto il riciclaggio in questo periodo Covid. Quindi il processo di riciclaggio abitualmente viene considerato come articolato in queste 3 fasi, che sono o i soldi contanti, li devo piazzare in banca, ed è la fase numero 1. E trovo diversi modi per piazzarli in banca, le banche compiacenti, le persone che portano i soldi a lei, insomma, devo piazzarli in banca in qualche modo. Devo trovare li fraziono e li metto in banca, o le società o le attività ad alto utilizzo di contanti che battono scontrini a vuoto e li portano, insomma, devo portarli in qualche modo. Okay? Dopo che li ho portati in banca devo perdere le tracce, ed è la seconda fase. Come faccio a perdere le tracce? Faccio tanti trasferimenti di carattere finanziario, magari a un certo punto li faccio passare attraverso paesi che hanno un livello di trasparenza basso, in modo tale che non si riesce più a ricostruire quella che è la catena. E poi cosa ci faccio? L'idea di fondo è le reinvesto in ambito economico, che è l'ultimo step. Noi con i colleghi a Padova abbiamo fatto un'analisi che sostanzialmente ci aiuta a capire i flussi finanziari. Abbiamo una collaborazione di ricerca in atto con l'unità di informazione finanziaria italiana, quindi la UIF, un organismo importante. Abbiamo evidenziato cosa? Che anzitutto c'è stato nelle province a più elevata presenza mafiosa un elevato versamento di contanti, quindi è chiaro che con la pandemia tutti i flussi finanziari sono ridotti, perché evidente, eravamo a casa, insomma, c'è poco da fare. A un certo punto ci hanno detto rimanete a casa e non muovetevi, se non per andare al supermercato o dal medico, quindi non è che c'era molto da fare. Quindi è chiaro che i flussi finanziari sono contratti, però sono contratti molto meno alcune tipologie nelle aree, nelle province in cui le mafie sono particolarmente presenti. Quali sono gli elementi importanti? Abbiamo una forte evidenza che c'è stato un versamento significativo di contanti nelle province a più elevata infiltrazione mafiosa. Quindi si è ridotto, ma si è ridotto molto meno rispetto a tutto il resto. Non abbiamo evidenza di transazioni finanziarie da e verso paesi a rischio, cioè quelli che mi servono per far perdere le tracce. Magari è un effetto temporaneo, magari arriveranno, però questo non c'è evidenza. Mentre abbiamo un altro elemento invece importante, che ci sono una serie di flussi finanziari bonifici interni destinati verso determinate aree geografiche. E quindi questo è l'altro elemento, per cui quello che appare, quello che sembra dall'analisi dei flussi finanziari è che le organizzazioni mafiose hanno immesso risorse nel circuito finanziario e le hanno spostate tramite transazioni visibili, appunto bonifici, nelle aree di loro maggiore interesse. E le hanno spostate nelle aree di maggiore interesse per farci cosa? Perché si sono organizzati fin da subito, questi sono i dati di marzo, aprile 20, quindi giugno, luglio, arriviamo a dicembre 20, sono organizzati per investire in quelle economie nella fase successiva a quella di più elevato picco pandemico. Quindi hanno impreso risorse, le hanno immesse nel sistema finanziario e le hanno spostate dove era di loro interesse. Questa è l'evidenza che abbiamo. E quindi questo ci sta dicendo che, come è successo in altre circostanze, le mafie si sono preparate, organizzate a fare gli investimenti nell'economia sul territorio nazionale. Questo è il quadro che siamo riusciti a tracciare con riferimento alla situazione appunto legata alla pandemia. Ovviamente questo qui è un tema che ci deve preoccupare, perché abbiamo detto all'inizio che quando le mafie sono presenti è uno svantaggio per tutti, perché non pagano, perché le aziende, tutte le aziende, subendo una concorrenza sleale, inizieranno a pagare meno tasse per sopravvivere, perché c'è una minore qualità e un minore investimento sulle persone, il costo del lavoro è più basso, perché ci sono meno investimenti,
e c'è meno disponibilità per fare investimenti ulteriori. La loro presenza indebolisce la capacità di crescita delle società e indebolisce il nostro livello di benessere complessivo e anche la nostra libertà economica e sociale. Purtroppo loro si sono organizzate abbastanza bene. Questa è l'evidenza che abbiamo visto e che qui riportavo nella slide. Quindi le evidenze sono coerenti con un processo di riciclaggio breve in cui fondamentalmente le mafie si sono preparate a investire in ambito economico nelle aree appunto di maggiore interesse. Io concludo perché insomma, mi pare che l'ho fatta anche abbastanza lunga. Le mafie non sono altrove. Non dovete guardare come le mafie sono presenti in altre regioni, sono presenti qui, non le abbiamo cercate, non le abbiamo volute, ci sono, non dobbiamo aprirgli la porta, perché ci danneggiano. Le mafie sono organizzazioni unitarie, quindi portano un disegno e una visione di società. La visione di società delle mafie è limitazione alla libertà sociale ed economica. Se ci teniamo alla nostra libertà, non solo al benessere, dobbiamo inevitabilmente contrastare la loro diffusione. Sono appunto vicino a noi e l'impegno deve essere un po' di tutti, perché le sole forze dell'ordine questa situazione non riusciranno ad affrontarla in modo completo, nonostante l'impegno, perché fanno un lavoro importantissimo. Grazie, mi fermo. Ringraziando il professor Barbonetti e salutando, non l'ho fatta prima, la presenza della nostra segretaria regionale dello SPI Veneto, Rosanna Bettella. Se c'è qualche intervento, qualche domanda o da casa o dal pubblico, da casa non c'è. Qua. Prego. Ecco, forse adesso si sente meglio. Una parte di operatori agiva evidentemente nell'illegalità, mentre una parte invece sono imprenditori normali, operatori che invece agiscono legalmente pur in questo contesto unitario di cui si parlava adesso. La situazione è complessa nel momento in cui chiaramente, come si diceva adesso in conclusione, la soluzione è sempre quella di dire che culturalmente e tutti insieme bisogna agire, no? Ognuno nel proprio ruolo, chi nella cultura, chi nel lavoro, chi nell'amministrazione, per cercare di contrastare il fenomeno. Chi però appunto agisce con la legge come strumento ha delle difficoltà molto importanti nell'intervenire a contrastare quella parte che non è esplicitamente illegale, diciamo così. Volevo capire se poteva approfondire un attimo questo aspetto perché mi incuriosiva molto. Grazie. Ecco, Paolo Galeano, oltre che essere il sindaco del comune di Preganzol, è stato appena eletto anche presidente di Avviso Pubblico, che è quell'ente che aiuta proprio tutti i comuni a trovare le forme di illegalità, diciamo, no, a non incorrere in quelle aziende che hanno forme di illegalità. Ne approfitto, volevo porre un paio di domande anch'io. Come SPI di Treviso, negli ultimi 10 anni, lo diceva prima anche il segretario generale, siamo andati d'estate a collaborare con Libera e con l'Arci nei campi antimafia. A me piace chiamarli campi antimafia, anche se vengono chiamati campi della legalità. E in questi andavamo a Isola Caporizzuto, a Fragola, Santa Maria la Fossa, fino a Palermo anche. E in quei luoghi là la mafia la respiravi, la vedevi. C'è poco a dire.
perché erano capaci, oltre a dar fuoco agli uliveti o la pompa dell'acqua che serviva a Santa Maria la Fossa vicino a Caserta, erano capaci anche i familiari, la moglie del boss, di venire dentro la masseria Ferraioli ad Afragola a salutare, no? Per ribadire che quei beni là comunque erano suoi, no? E quindi poi logicamente il giorno dopo c'erano le azioni di segnalazioni carabinieri e via dicendo. E quindi come dicevo lì, in qualche modo, anche aiutato dai colleghi di Libera che erano là, cioè, la riconoscevi anche per strada, gli atteggiamenti e via dicendo. Qui, come diceva anche lei, la parte illegale, quella dell'ordine no, ma la parte che, virgolette, è legale, no? Che strumenti abbiamo? Che occhiali dobbiamo metterci per percepire quelli che sono i segnali che emergono e quindi dire anche magari ma visto che noi facciamo anche la contrattazione sociale, la stiamo facendo tutti i comuni, no? E adesso ci sono tutti i soldi a spendere il PNRR. C'è da dire ai comuni, dovete adottare queste misure, no? Perché altrimenti negli appalti che state facendo c'è molto rischio che si infiltrino, no? E quindi non andare a vedere solo chi si mette davanti, come diceva lei prima, la persona, il comitato, via dicendo, ma andare a vedere chi gli sta dietro. Cioè, aspettare e magari chiedere l'aiuto appunto di associazioni come Avviso Pubblico. E quindi quali strumenti possiamo avere? La seconda domanda è, qua in Veneto, qua vicino, abbiamo avuto il comune di Eraclea che è stato messo in galera il sindaco, vice sindaco, assessori e via dicendo. Non so se anche a Caorle sia successo qualcosa, al di là che voci di pizzo pagato ormai erano parecchi anni che no, si registravano. Ma questi comuni qua, il comune di Eraclea, che tra l'altro non si capisce perché il ministero non l'abbia sciolto per mafia, non l'abbia voluto sciogliere per mafia, non si è capito, non l'ha capito neanche la commissione antimafia, sta roba qua, non l'ha capito la magistratura che aveva fatto le indagini. Questi sono comuni, cioè episodi singoli, o secondo lei sono una punta dell'iceberg? Se non me le dimentico, cioè ora. Ringrazio per la fiducia, ma rischio di dimenticarla. Parto dalla prima. E se posso, visto che il sindaco è legato ad Avviso Pubblico, Avviso Pubblico ha un'idea molto brillante. Le organizzazioni mafiose tra di loro collaborano, noi dobbiamo collaborare tra di noi. Quindi così come c'è una rete sostanzialmente di organizzazioni criminali, noi che abbiamo scelto di essere dall'altra parte dobbiamo in qualche modo essere attenti a collaborare, perché altrimenti si infilano. Questo è l'elemento importante, già questo è un aspetto significativo. Dopodiché è chiaro che se io faccio una fattura falsa, quando vengono fatte alcuni reati di carattere economico, la sanzione da un punto di vista proprio penale è molto ridotta. Se presto giuramento, quindi brucio il santino di San Michele se sono affiliato all''ndrangheta e giuro di appartenere all''ndrangheta, faccio il rito di affiliazione, il solo rito mi porterebbe a una condanna di quasi 10 anni di carcere. Se invece collaboro attivamente perché faccio parte dell'organizzazione criminale, no? È sanzionato l'appartenenza al gruppo criminale.
Ma se invece io in qualche modo supero quell'elemento di giuramento formale e collaboro attivamente con l'organizzazione criminale, quindi ne sono parte, e ne sono parte però facendo un'attività che è particolarmente significativa, sposto le risorse tramite fatture false, perché gli do un buon motivo, quindi faccio finta che ci sia un buon motivo dietro per spostare quelle risorse. Questo comportamento è un reato, ma è sanzionato in misura molto differente e molto inferiore. E non sempre noi siamo pronti a riconoscere che dietro quell'attività di falsa fatturazione si nasconde semplicemente un problema di evasione piuttosto che un supporto all'organizzazione criminale, perché tutti quei bonifici che vi dicevo prima sono bonifici che nascono esattamente da fatturazioni false sostanzialmente. Quindi il tema di organizzazioni criminali che in qualche modo intraprendono delle attività finalizzate al rafforzamento del gruppo criminale, ma che hanno una dimensione prevalentemente economica, è un tema particolarmente importante, perché se noi colpiamo solo la dimensione strettamente economica, la sanzione è molto più bassa rispetto a quella che effettivamente meriterebbero, che si tratta di vera organizzazione criminale. In una sentenza, non mi ricordo neanche quale, ma insomma c'erano questi dell''ndrangheta che discutevano, e alla fine diceva, ma perché dobbiamo, il ragionamento che veniva fatto è, l'affiliazione non la facciamo più bruciando il santino, il dito, il sangue, tutta questa roba, ma facciamola semplicemente facendo fatture false. Tanto la pena, se mi beccano, è più bassa. E io ho aiutato comunque l'organizzazione, sono stato interno all'organizzazione. Quindi da questo punto di vista è un tema delicato, insomma, è vero, è un tema importante. Andrebbe questo elemento incorporato un po' di più in quella che la dimensione normativa e forse anche la prassi, no? Per aiutare a riconoscere che dietro alcuni reati economici forse andrebbe fatto un approfondimento ulteriore e non fermarsi al reato economico. Se uno guarda a Brescia, credo ormai è del 2019, quindi 3 anni fa, ci fu una operazione importante chiamata Leonessa. Uno dei soggetti indagati era un commercialista. Dall'operazione Leonessa sono emerse 2 operazioni particolarmente significativi per dei giri di falsa fatturazione e di riciclaggio, che sono stati denominati, una del 21 e una del 22, evasione totale e nuova evasione totale. Questo testimonia un elemento secondo me fondamentale, come la dimensione economica ha assunto un peso significativo, e quindi noi dobbiamo attrezzare la normativa per le misure preventive aiutano, perché l'interdittiva antimafia va a colpire esattamente l'iniziativa economica, se queste confische aiutano, vanno a colpire l'iniziativa economica, però andrebbe in qualche modo elaborato meglio, che io non sono un giurista, quindi non è, si faccio anche fatica a capire la modalità migliore per andare a colpire questo fenomeno che è diventato particolarmente importante. Ci sono aspetti che andrebbero regolamentati ulteriormente, per cui faccio un esempio, una cosa che a me colpisce sempre e che però è un intervento normativo che andrebbe, insomma, pensato bene, però qui entro un po' nel tecnico, però come voi sapete le società si distinguono, società di capitale e di persona, le SRL, le SPA, qui insomma immagino abbiate dimestichezza, diciamo, sono cosiddette società di capitali, le società di persone, le SNC, le società a comanda semplice, le ditte individuali sono le società cosiddette di persona, appunto, o le ditte individuali. Qual è la distinzione importante? La responsabilità patrimoniale, quindi la responsabilità patrimoniale per una SRL, una SPA è illimitata al capitale conferito, e in cambio la normativa dice, beh, io ti limito la responsabilità, però tu annualmente mi prepari e fai e dai una trasparenza all'attività economica, quindi depositi un bilancio, lo presenti, lo depositi. In queste aziende che abbiamo identificato, noi ne studiamo queste 7.000, ma in realtà il 40%, tra il 30 e il 40% a seconda delle varie operazioni, è non studiabile, perché si tratta di SRL che non hanno mai depositato in vita loro nessun bilancio. Mai. Neanche uno. Vuol dire, neanche per sbaglio, ecco. Allora, perché noi gli garantiamo una limitazione? Perché, diciamo, la norma è ragionevole. Sei trasparente, ti do un beneficio. Non sei trasparente,
hai la ditta individuale, però rischi patrimonialmente. In questa circostanza abbiamo realizzato il caso in cui ti do il beneficio, ma tu ti sottrai all'obbligo. Qual è la sanzione? Beh, è un'ammenda di pochi soldi. E non funziona. Cioè, vuol dire, io non so qual è appunto, non so qual è la soluzione, come da un punto di vista normativo bisognerebbe intervenire, però certo che un intervento va fatto, perché gli stiamo garantendo, di fatto gli stiamo garantendo quello che abitualmente non garantiamo a nessuna persona onesta, a cui gli abbiamo detto: vuoi la responsabilità patrimoniale, sii trasparente, non la vuoi, non devi essere trasparente. Questi in realtà si prendono il meglio delle due legislazioni o dei due regimi. Qual è la risposta che noi diamo? Al momento sostanzialmente gli chiediamo di darci una piccola ammenda pecuniaria, che però, come potete capire, non è la cosa che li disturba di più. Allora, e non stiamo parlando di una, di due, di tre casi, cioè bene, ora su 10.000 ne trovati 3, lasciamo perdere. Il 30% comincia a essere un numero significativo. E questo è un esempio di quella dimensione economica che andrebbe considerata in modo più approfondito e più stringente, proprio perché è un elemento che li caratterizza e che ha tutta quella pericolosità che si diceva prima. Appunto, sempre per ritornare e citare l'esempio che facevo prima, se uno dei boss di una locale, appunto, all'apparenza è il presidente di un'associazione culturale, è evidente che interagisce con tutti. Ora, è normale, è così. Cioè, faccio anche fatica a pensare che non sia così, ma se questo qui è un presidente di una piccola azienda, un'azienda che dà lavoro a 90 persone in tanti piccoli comuni, non è che proprio sia una piccola azienda. E se ha un problema e si presenta un sindaco, il sindaco cosa fa? Ci parla o non ci parla? Secondo me ci deve parlare anche. Però se quello poi nasconde un rapporto, noi cittadini facciamo fatica a vederlo, non è scontato per noi vedere che quella dimensione c'è. E non scatta la sanzione. Quindi questo è un punto che volevo sottolineare. Non credo proprio che le mafie siano in Veneto, in Emilia-Romagna, in Lombardia, in Piemonte, perché io non sono di origine veneta, abito qui ormai da moltissimi anni, quindi non so come qualificarmi, però insomma siamo, insomma, è irrilevante. Non è che sono in Veneto perché i veneti sono orientati a delinquere. Chi la prende in questi termini fa un errore clamoroso, fa un regalo alle mafie. Perché sono in Veneto, come sono in Germania, come sono in Australia, come sono in Canada, come sono negli Stati Uniti, come sono in Lombardia, come sono in Emilia-Romagna, come sono in tutte le regioni d'Italia, e in tutti i paesi sviluppati del mondo. Non c'è paese sviluppato che non abbia la presenza delle mafie. Quindi non è che sono qui perché c'è qualcosa, siamo eticamente meno corretti. No, facciamo fatica a riconoscere che quel presidente di quell'associazione culturale o quell'imprenditore è un mafioso. Chi lo sa dovrebbe alzare le antenne, ma noi cittadini facciamo fatica a leggerlo. Questa è una dinamica questa dinamica la normativa fa fatica a colpirle, perché io quell'imprenditore che mi fa l'azienda, non deposita mai un bilancio, magari a un certo punto la chiude, ha un debito verso l'erario che non salda, gli consento di riaprirne una un anno dopo e di fare lo stesso giro. E no, devo intervenire. Okay? Questo è un punto delicato su cui ci sarebbe da fare un ragionamento approfondito. Sugli strumenti che abbiamo, secondo me non sono pochi, andrebbero utilizzati. So che la settimana scorsa qui c'è stato il colonnello Storoni, per esempio, no? Allora, il colonnello Storoni lo conosco, insomma, dice sempre, quindi, ma anche tutti gli altri, forse, ma penso che l'ha detto anche qui, quindi non... Datemi informazioni, ditemi, non è che dovete esporvi, ditemelo, poi sono io a fare le indagini, non vi chiedo di fare gli investigatori. Questo lo dice il colonnello Storoni, ma lo dicono tutti, ed è vero. Allora, una nostra attenzione è
C'è un dubbio? Il dubbio, diciamolo, non è una condanna, non è una delazione, non è è semplicemente fare il mio compito come cittadino. Dico a chi ha la capacità di approfondire. Cosa succede? Niente, perché se la persona era una persona per bene, non gli è successo niente. Se la persona è una persona per bene, allora è giusto che abbia un problema. Questo è una cosa, è una cosa che dobbiamo fare tutti, dopodiché le prefetture devono fare tutto il loro lavoro. Sugli appalti è un tema molto delicato, quello degli appalti. Allora, secondo me è un tema su cui mettere più attenzione è quello dei controlli dopo, perché non si presenta all'appalto l'azienda chiaramente mafiosa. Ci entra in un secondo momento, ci entra tramite un canale che non è scontato che noi riusciamo a investigare, a tracciare in sede di gara. E allora devo fare i controlli dopo. I controlli dopo sono una serie di controlli importanti, sapere chi c'è sul cantiere, sapere di chi sono i beni sul cantiere, di chi sono. Fare delle prove per capire se quello che mi hanno fatto è fatto bene. Cioè, ho verificato che le persone sono quelle che dovevano esserci, ho verificato che i macchinari sono di proprietà delle aziende che mi hanno dichiarato venire qui in cantiere. Bene, ma hanno costruito questo, ma non è che facciamo analisi e capiamo bene cosa c'è dentro, costruito bene. Allora noi su questa seconda parte dei controlli, dopo che abbiamo fatto l'aggiudicazione della gara, siamo un po' carenti, mentre investiamo molto sforzo, rallentando spesso la pubblica amministrazione, perché per fare anche una cosa banale. Certe volte uno dice, ma così è una lotta contro cosa? Non si sa contro chi è la lotta, no? È una lotta veramente impari. E invece in alcuni casi dovremmo fare dei controlli successivi all'aggiudicazione della gara, essere molto attenti su chi sono, quali mezzi usano, cosa ci hanno messo nel muro che hanno costruito. Perché l'avevamo pattuito in gara, che il muro dovesse avere certe caratteristiche. Ma su questa seconda parte noi facciamo meno controlli. Questo è un tema molto delicato, di cultura anche giuridica, di normativa e anche di sensibilità che dobbiamo sempre avere. Credo che questo è un altro punto importante, no? Su cui effettivamente insistere. Dopodiché l'informazione di chi c'è in cantiere, di chi... Questo non è neanche compito di un amministratore di fare oltre, però l'informazione è un'informazione importante che magari a un magistrato, alle forze di appunto polizia possono essere utili, e quello però dobbiamo fare in modo che arrivino in modo, quindi un flusso di queste informazioni sarebbe particolarmente auspicabile ed è particolarmente utile. In questo i protocolli di legalità possono essere utili, no? Quello di dire, beh, io ho un sistema per cui periodicamente controllo, e il controllo che faccio ti chiedo di dirmi in anticipo chi viene sul cantiere, io controllo se tu rispetti quello che mi hai detto, e dopodiché se c'è qualcosa lo comunico a chi deve fare le indagini. Non è compito mio fare le indagini di nessun amministratore. Questa è una parte su cui andrebbe costruito un po' di più, e questo è un elemento secondo me importante. L'ultima domanda me la sono dimenticata nel dare le risposte alle prime due. Eraclea. Eraclea c'è un ritardo da parte di molti, ed un esempio di quello che non dovrebbe capitare. Le indagini Eraclea vengono molto prima rispetto a quando poi vengono portate e si procede con l'ordinanza di custodia cautelare. Questo è un ritardo che non deve succedere. Questo è un punto importante, è un punto di efficienza dello Stato che deve riuscire a essere tempestivo. Se l'indagine è del 2011, 12, 13, l'ordinanza deve essere nell'anno 14, non può essere nell'anno anni dopo. Questo è un elemento molto delicato, e questo però appunto non riguarda noi. Certo, in quel contesto c'erano tante situazioni particolari che magari andavano evidenziate, segnalate da parte di chi ha avuto le responsabilità. E questa è una sottovalutazione notevole. È uno scambio che non dobbiamo accettare come società.
Quindi il pizzo bisogna trovare il coraggio di dire di no, e le amministrazioni pubbliche devono trovare il coraggio di mettere alcune barriere, perché altrimenti cediamo libertà e democrazia in cambio di cosa? In cambio di niente, perché ci illudono che ne avremo un vantaggio anche noi, perché il vantaggio è solo loro. Dopodiché, come forse gli abitanti dell'Ucraina ci stanno dicendo, la libertà non si baratta con niente, quindi ogni tanto un po' di coraggio dovremmo avercelo anche noi. Allora, la regia mi dice che abbiamo una domanda da Facebook, vero? Allora. C'è motivo da ritenere che la mafia e le mafie stiano operando su una semplice economia di guerra e ritenuto sempre più spesso in impegni sulla stampa e anche nel proprio stato politico? Io penso... Allora, diciamo, come abbiamo visto prima, io penso che le mafie operando in ambito economico riescono a intercettare tutte le situazioni nelle quali c'è la possibilità di fare affari. Questo è uno degli obiettivi fondamentali, non è l'unico, ma è uno, quindi non c'è nessun motivo per ritenere che non si infiltrino anche in questo potenziale affare. Però questa è una regola molto generale, le mafie hanno sostanzialmente due obiettivi dichiarati. C'è un'intercettazione telefonica che lo chiarisce in modo chiaro. Abbiamo l'obiettivo di fare la ricchezza, e quindi se c'è un affare si fiondano, e accumulare potere però. Quindi non è solo ricchezza, è anche potere. E quindi io non ho un motivo, ora è chiaro che al momento non abbiamo evidenza di nessun tipo, perché poi certe cose le scopriremo solo alla fine, però in questo momento non ho motivo per ritenere che non adottino il comportamento che hanno adottato sempre, ecco, mettiamolo così. Se volete, c'è un'intercettazione telefonica che è molto emblematica, anche molto vecchia, perché stava cadendo il muro di Berlino e c'è un mafioso che ne chiama un altro e dice: investi a Berlino Est, compra a Berlino Est. Era da poco caduto il muro, cioè 20 giorni dopo la caduta del muro, questo dice: investi a Berlino Est. Quindi la loro capacità di essere così veloci nello sfruttare le opportunità mi fa ritenere che anche in questo caso si fionderanno su queste opportunità. Poi evidenze non ne abbiamo, chiaramente. Ci sono altre domande? No, se non... Prego. Per quanto riguarda le mafie del Veneto, ci aveva già avvisato ancora 30 anni fa Rita Borsellino, quando appunto dopo la morte del fratello si è proprio spesa per andare a sensibilizzare anche nelle scuole e anche nei vari centri. Perciò non è una novità. È una novità, basta pensare anche 15 o 20 giorni fa, quando leggendo nella Tribuna si leggeva che sono stati confiscati semplicemente a Trevignano, un comune qui, dei beni alla mafia. Trevignano, poi Montebelluna, poi c'era Castelfranco, perciò il problema è quello dello Stato, secondo me, perché lei dice giustamente, quando sei sentore di qualcosa che non va, bisogna denunciarlo. Però non è che vada sempre così. Io ho l'esperienza diretta di mio cognato che aveva un'impresa edile e quando è andato a denunciarlo non è stato fatto proprio niente. Voglio dire, a volte di fronte a una denuncia non parte automaticamente, anzi i carabinieri hanno semplicemente detto: beh, cerchi di sistemare lei le cose, che non era questo il punto, perché il punto, a mio avviso, non è tanto quello di salvare la propria pelle o salvare la propria ditta. Il punto è quello di pensare in una società che è una società dove ogni individuo agisce per il bene collettivo e di conseguenza anche la giustizia dovrebbe andare a intervenire per il bene collettivo e non arrangiati e vedi di sistemare le cose. Anche questi messaggi che vengono dati, a volte anche non in modo chiaro, ma comunque subdolo, i ragazzi li recepiscono. Veramente, io mi sono trovata a volte di fronte ad alcuni atteggiamenti dove il messaggio non era c'è legalità e l'altro è illegalità. C'è un lavoro onesto e l'altro lavoro è disonesto. C'è sempre quella metà, no? Che non è compromesso.
quello non è mediare, quello è compromettersi. E bisogna trovare anche questa chiarezza. Una cosa è mediare e la mediazione viene nella chiarezza. Il compromesso significa che a questo punto io divento tuo schiavo, tuo dipendente, sono legato. Ecco, semplicemente questo volevo dire. Mi dispiace tanto vedere, sono d'accordo con lei, dicendo che la mafia è un discorso che non intacca i veneti, i siciliani, eccetera, perché di fronte ad alcune situazioni io penso che avrei la stessa paura e agirei come possono agire anche gli altri. A volte però trovo che lo Stato, e con le leggi che sono state fatte anche attualmente, sempre meno ci garantisce, sempre meno vengono sanzionati i cittadini che semplicemente per essersi dimenticati di pagare qualcosa vengono richiamati, mentre altri invece, come diceva lei, per quanto riguarda anche le società, vengono tranquillamente una minima sanzione che alla fine conviene. Qui lo Stato, a mio avviso, mancano le leggi adatte e quando sono state fatte sono state dopo anche, diciamo, tolte. Condivido quello che ha detto, nel senso che non può esserci una risposta arrangiati. Quindi questo è effettivamente è una carenza, è una lacuna, è un problema serio. E capisco che come persone singole poi ci sentiamo anche in difficoltà, perché appunto non tutti riescono a intervenire o avere un rapporto tale per cui l'informazione gli arrivi al colonnello dei carabinieri che presta attenzione, il cittadino si rivolge a chi è vicino a lui e chi è vicino a lui gli deve dare una risposta di un certo tipo. Questo è una sottovalutazione clamorosa in questo caso del problema. Ve ne racconto un'altra che fa il paio, che ci dice quanto dobbiamo crescere a tutti i livelli nella sensibilità. La signora, una persona fondamentalmente, individua che c'è un'azienda che ha un'attività potenzialmente strana. Dice ai vigili urbani, i vigili urbani chiamano l'azienda per dire: ma hai fatto questa cosa strana? L'azienda ha detto: ci mancherebbe altro, non sia mai, siamo stati pulitissimi. Allora, la sensibilità diffusa di saper riconoscere alcuni segnali, di non sottovalutarli, perché lì è un errore clamoroso, quello di dire: ma l'hai fatto? Ora, cosa mi aspetto che mi dici? Sì, hai ragione. No. Però vuol dire che in larghe parti dello Stato o di persone che operano in questi territori non c'è la sensibilità di capire che dietro quello, che può apparire una cosa banale, ci può essere un problema molto più grosso. Non c'è proprio questa dimensione. Questo è un salto, credo, culturale, di conoscenza, diffuso, che oggi non c'è. Per cui la forza dell'ordine mi dice: niente, trova una soluzione. L'altro chiama il soggetto segnalato per dire: ma l'hai fatto veramente? Come dire, ma perché sostanzialmente non ci credo alla segnalazione, no? Come dire, vuol dire che non la colloco nel contesto giusto, non riesco a leggere il contesto in modo chiaro. Allora, questo è un elemento di sottovalutazione che è particolarmente grave, ed è particolarmente grave quando viene fatto da soggetti che hanno dei compiti istituzionali come l'ordine pubblico, quindi questo è senza dubbio un elemento di estrema gravità. In alcuni casi questi elementi di estrema gravità sono anche legati a rapporti collusivi, perché poi capita che dentro le varie operazioni ci sia il carabiniere, il finanziere. Questo non vuol dire che la finanza e i carabinieri siano collusi, chiaramente è il singolo che però capita, ma molto spesso, molto più spesso o con una frequenza maggiore non è un problema di essere colluso, è un problema di non riuscire a inquadrare quello che mi stai dicendo in un contesto più ampio. E questo è un tema molto delicato ed è una sensibilità su cui tutti dobbiamo fare una crescita, da chi amministra a chi appunto ha la tutela di quello che è l'ordine pubblico, a noi cittadini che dobbiamo in qualche modo anche essere pronti. Ma per esempio, ora ha fatto vedere un esempio di sensibilità, su un appalto, se io vedo che mi si presenta
un imprenditore in realtà accompagnato da un'altra persona che in teoria non avrebbe titolo ad essere lì. Ma forse a qualcuno questo segnale anomalo glielo devo dire. Faccio una segnalazione alla UIF, chiamo il colonnello dei carabinieri, chiamo la Guardia di Finanza, chiamo qualcuno, perché questo è un segnale anomalo. Il codice degli appalti non mi protegge lì, non mi può proteggere, perché è un elemento che riesco a conoscere solo nell'immediato. Gli assegno il giusto peso è una segnalazione, non gli assegno il giusto peso, insomma, è capitato, si conoscono, passati qui per caso. Oppure mi trovo l'imprenditore che era all'appalto, si presenta la persona che era proprietaria dell'azienda fino a poco tempo fa, ma che in realtà ora il proprietario vero è un altro che sta magari a 1000 chilometri di distanza. Però lui continua a fare tutto quello che faceva prima. Posso derubricarlo. Il vecchio imprenditore si è stancato di avere molte responsabilità e ha deciso di vendere e continua a fare il dipendente. Quindi è una dinamica economica normale. Posso però porre il problema che forse quell'azienda è andata in difficoltà e qualcuno gliel'ha comprata dicendogli però, gliel'ha comprata per gliel'ha comprato dicendo però continua a lavorare perché tanto io a questo punto ti pago. E quello di fatto è diventato di proprietà di qualcuno che non ci piace che operi nel sistema economico. Anche questo è un esempio di un elemento su cui il codice degli appalti non ci protegge. E l'unico elemento di protezione che abbiamo è la segnalazione. Dobbiamo sempre chiedere, pretendere, che dall'altra parte, quando noi segnaliamo, ci sia qualcuno che la segnalazione la collochi, riesca a collocarla nel contesto giusto e a dargli il peso che gli deve dare. Per certo, se noi segnaliamo e l'altro mi dice, beh, arrangiati, è finita la partita, e sono d'accordissimo che diventa particolarmente complicato. Quindi è un gioco in cui noi abbiamo delle responsabilità, ma chi ha alcune responsabilità di carattere politico, amministrativo, di forze dell'ordine e di tutela dell'ordine pubblico deve chiaramente anche lì fare un salto importante nel capire che alcuni elementi non sono marginali, possono apparire marginali, gli possiamo dare un peso irrisorio, basso, ma in realtà hanno un peso elevato perché mi stanno segnalando un problema magari gigantesco di infiltrazione criminale. Allora, questo è una crescita, credo, da entrambe le parti, però condivido con lei, quando la risposta è quella è un problema serio, non c'è alcun dubbio. Bene, se non ci sono altri interventi, io darei la parola alla segretaria regionale dello SPI Veneto, Rosanna Bettella, per le conclusioni. Grazie, vi ringrazio subito prima delle conclusioni, specialmente del professore. Io intanto... E perciò la parola a te. Sì, intanto ringrazio il professor Parbonetti per la disponibilità e per la chiarezza, insomma, con cui ci ha illustrato, no, la situazione e la sua ricerca, insomma, che sta facendo, che è molto, molto, molto importante. Avevamo conosciuto il professor Parbonetti prima della pandemia, era venuto a una nostra assemblea dei volontari dei campi della legalità e penso che la ricerca era agli inizi, insomma, no? E già allora ci aveva veramente molto impressionato rispetto a quello che si può ricavare anche soltanto facendo una lettura attenta di tutta una serie di processi, no? di aziende che avevano avuto andate sotto la lente della giustizia, e quindi quanti indicatori e quante cose si possono ricavare per poter poi stare più attenti, perché il tema io credo che sia proprio quello della sottovalutazione del fenomeno, della inconsapevolezza da parte dei cittadini, ma anche delle amministrazioni stesse, di quanto invece l'infiltrazione può radicarsi, e anzi ormai parliamo di radicamento, no? Qua nel Veneto, non solo nel Veneto, ma un po' in tutte le regioni del nord. Anche se c'è sempre una parte dei cittadini di questa regione che non ci crede, che dice che no, che noi siamo grandi lavoratori,
la mafia non c'è un episodio ed è legato magari, quello che viene detto, al fatto che c'erano quelli che erano qua, gli arresti domiciliari, no, negli anni, ecco, li abbiamo portati, ma assolutamente noi non c'entriamo e siamo immuni. E invece praticamente dagli ultimi dati sembra che il Veneto si conferma la regione capitale d'Italia per truffe e frodi informatiche, per esempio, perché questo è un altro, con il progresso, con l'uso di internet e quant'altro, cambiano anche i reati, no? E ne aumenta, e se ne inventano uno di nuovi continuamente. Ed è la seconda proprio per quelle interdittive antimafia. C'è stata una crescita negli ultimi 2 anni del 471%. Che è un dato importantissimo, veramente molto molto grande, però segnala anche che comunque ci sono state anche un aumento di quelle segnalazioni delle operazioni sospette, per cui un po' quello che diceva il professore prima, no? Non è che il Veneto, i cittadini veneti sono tutti corrotti, terreno fertile solo perché insomma siamo tutti disonesti, ecco. Infatti la nostra società è una società un po' spaccata, no? Siamo la terra dove c'è il più alto numero di persone che fa volontariato, che ci tiene al bene comune, che si impegna nella società civile, no? E poi c'è tutta quell'area grigia che favorisce, che ci guadagna, che trova nei rapporti con le mafie di qualsiasi tipo il facile guadagno, l'evasione fiscale e quant'altro, insomma. E naturalmente la base è sempre la ricchezza, da una parte, no? Quindi l'accumulo di denaro e di ricchezza, e dall'altra il potere, comunque sia da parte dei mafiosi ma anche da parte di tutta una serie di professionisti, no? Anche gente delle amministrazioni pubbliche. Eraclea, si faceva riferimento ad Eraclea, c'è anche là, per esempio, anche una parte legata al consenso elettorale, a farsi eleggere, no? E perché uno vuole, addirittura è disposto ad accettare i voti di un mafioso, se no è per accumulare potere, no? Io dico più che soldi, no? Quindi davvero teniamo come cittadini gli occhi sempre ben aperti e diventiamo veramente quell'antimafia che è necessaria perché la nostra società diventi sempre più trasparente, sempre più, come dire, difensora del bene comune e di una società civile e democratica. Come diceva il professore, poi noi siamo organizzazione sindacale e il nostro lavoro sindacale è dentro le aziende, no? Soprattutto per le categorie degli attivi, non certo per noi, ma se non stiamo attenti, se non abbiamo bene noi gli occhi aperti, vediamo che le aziende infiltrate sono quelle dove il lavoro è assolutamente sottopagato, sfruttato, non c'è la sicurezza, non ci sono. E guardate che siamo la regione in cui c'è il più alto numero di incidenti sul lavoro e questo ci deve impressionare. Bisogna assolutamente lavorare, fare il nostro lavoro sindacale con sempre più attenzione e sempre più appunto occhi aperti. Poi è importante creare quella rete che dicevamo, no? Tra noi, organizzazioni sindacali, tra tutte le associazioni che si muovono a difesa della legalità. È importantissimo, come è importantissimo fare formazione, fare informazione con i cittadini, no? Perché appunto i cittadini non si devono voltare da un'altra parte se vedono qualcosa che non va.
E veramente colgo l'occasione perché c'è qua il sindaco di Preganziolo, insomma di Avviso Pubblico. Il rapporto con Avviso Pubblico è davvero molto, molto importante. Noi lo vediamo dentro le amministrazioni dove c'è Avviso Pubblico, c'è anche proprio un clima, si respira un clima, un clima diverso, no? Un clima più di trasparenza, di attenzione, eccetera. Noi che siamo impegnati con i campi della legalità, sui beni confiscati, ecco, un'azione che stiamo portando avanti anche nella nostra contrattazione sociale è quella che sempre di più le amministrazioni siano trasparenti rispetto a questo. Ci sono amministrazioni purtroppo che ancora non sanno di avere dei beni confiscati o fanno finta di non saperlo. Avrebbero l'obbligo di mettere nei loro siti i beni che hanno a disposizione e quale uso ne fanno, e questo non andiamo a guardare nei siti delle amministrazioni comunali, non li troviamo, e questo è un altro impegno che ci siamo dati come organizzazione dei pensionati, no? Di andare a controllare, di andare a chiedere, di andare a pretendere anche dalle amministrazioni, e questo anche in accordo con Avviso Pubblico, insomma è quello che Avviso Pubblico fa e si impegna a fare con le amministrazioni che aderiscono a questa importante associazione. Ecco, noi saremo impegnati anche quest'estate nei campi della legalità, lo saremo qua nel Veneto, senz'altro avremo un campo a Salvaterra, un bene confiscato. Riaprirà anche Erbè a Verona e probabilmente visto che la pandemia si è attenuata, come dice il professore, non è sparita, proveremo ad andare anche in altri campi come facevamo in giro per l'Italia, perché è un'esperienza importantissima. È un'esperienza che ci fa vedere, ci fa respirare, insomma, intanto le difficoltà che hanno certi territori e certe cooperative, perché sono soprattutto cooperative che hanno in gestione i beni confiscati alle mafie, quanta fatica fanno rispetto agli attacchi continui dei mafiosi a cui è stato confiscato quel bene, no? E quello che ci ha raccontato Maurizio è davvero emblematico. Ecco, qua non avvengono proprio queste cose, avvengono appunto negli altri territori, e credo che la solidarietà con i cittadini di quei territori e con noi, anche questo è un altro impegno importante che dobbiamo portare avanti. Io mi fermo qua, insomma, e appunto ringrazio ancora il professore e ringrazio tutti voi. E continuiamo, insomma, a impegnarci, perché questo noi fa parte del nostro DNA, diciamo, no? E in più ci teniamo molto a parlarne con i giovani, quindi a fare tutta la nostra e poter riprendere la nostra attività con le scuole per parlare con i ragazzi in un rapporto intergenerazionale che è fondamentale e importante. Grazie.